No, basta, ne vado. Basta. No, ne vado. Questa trasmissione è offerta da A Cittadella. Noi di Eureka SPA produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Buonasera a tutti gli amici di Telecittà, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Lunedì Granata. Con me, come sempre, c'è Alice Sabadin. Ciao Alice. Ciao Stefano, buonasera a tutti quanti. Siamo andati vicinissimi alla terza vittoria consecutiva. Il Cittadella ha rischiato di vincere con il Pescara, ne parleremo questa sera, parleremo un po' di Serie B in generale, vedremo un po' sentiremo anche Foscarini tra poco dopo la partita, però come sempre andiamo a vedere chi ci terrà compagnia questa sera partendo da Riccardo Solfo. Ciao Riccardo, ben ritrovato, ciao, firma di Tutto Sport. Ciao Riccardo. A Alice e a tutti. Oggi hai una giacca, sei elegante, bene. Quindi. Sì, di solito sono sportivo, esatto. Stasera via. Insieme a Riccardo c'è Alessandro De Lei, difensore del Cittadella. Ciao Alessandro, anche ben trovato, anche a te la prima volta qui a Lunedì Granata. Grazie mille, buonasera a tutti. Un altro opinionista d'eccezione dopo Bonazzoli nella scorsa puntata. Abbiamo questa sera Alessandro Dal Canto, allenatore che non ha bisogno sicuramente di grandi presentazioni. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Ben trovato a Lunedì Granata e grazie di essere con noi anche ad Andrea Baldin. Ciao, che oggi prende il posto di Simone Francescon. No, non prende il posto, No, sempre è solo il suo per posto, questa sera però. no. Esatto. Due ruoli diversi. Due ruoli diversi. Allora, come dicevo, tra poco sentiremo subito Foscarini per capire un po' lo stato d'animo in casa Cittadella dopo questa vittoria che è sfumata veramente all'ultimo, ha lasciato un po' di rabbia sicuramente. La classifica comunque dice che il Cittadella a questo punto può davvero pensare di togliersi dalle sabbie mobili, cosa che non credevamo veramente fosse possibile, almeno fino a un mese fa. No, Riccardo? Sono stati bravi e ha aiutato il mercato, ha aiutato questa formazione rimaneggiata e voluta assolutamente da Foscarini, che ha messo in porta per scelta tecnica, ma alla vista lui è un portiere di 46 anni, sempre affidabile, sì. Piero Bona, però ha 46 anni. E poi il mercato, perché insomma mi pare che stanco sia il secondo gol e pesante, perché comunque è un pareggio. Poi se mi dici prendere gol al 95esimo non piace, e devo dire, se era già successo una volta pareggiava i conti di Crotone, dove invece sì, avevano pareggiato al 94esimo, e diciamo che il vantaggio e lo svantaggio si era annullato. Adesso invece siete a credito, perché effettivamente era una vittoria scritta, fatta, e Cittadella paga ancora una volta un'ingenuità. Nell'ultimo secondo Boscov diceva partita è finita quando l'arbitro fischia, bisognerebbe ricordarlo, perché ultimo minuto del recupero spesso è successo al Cittadella, la disattenzione ti distrai, pensi che sia finita, e peccato, perché guarda la classifica con 2 punti in più, era tutta un'altra storia. Sì, punizione di Pasquato in area e poi Bjarnason che irrompe. Poi parliamo anche con Alessandro, perché c'è stato forse anche la tua complicità, magari, che tra l'altro avevi fatto anche un'ottima partita fino a quel punto. No, chiedo un flash da Alessandro se ti è mai capitato, sicuramente, perché ormai sei giovane ma la carriera ce l'hai, una partita pareggiata o persa così in zona Cesarini, come si diceva una volta. Sì, ne sono capitate parecchie, sia da giocatore, magari per il poco tempo che alleno, un po' meno da allenatore, però succede. Cittadella in questo caso qua veniva comunque da 2 vittorie consecutive, è una squadra che è abituata a fare un certo tipo di campionati, è abituata a lottare, quindi secondo me
Adesso non voglio tirargliela, però non penso che abbiano grossi problemi. Ecco, non penso che... questo però effettivamente adesso sembra veramente così che il Cittadella possa lottare, ma fino a qualche settimana fa... un po' forte, nel senso che però fatta da un allenatore, quindi da uno che conosce le vicissitudini anche del campo e delle situazioni, lui la B la conosce. E sarà ancora un po' dura, perché comunque io penso sempre che ci siano un paio di squadre là sotto che sono anche adesso col mercato di gennaio più che positivo del Cittadella, hanno una rosa un po' superiore. Penso sempre al Latina che non va bene ma che era partito per fare i play-off, e quindi ci sarà da lottare. Certo è che nelle ultime 4 partite hanno fatto 8 punti su 12 e virtualmente 10, e quindi va bene. Però, ripeto, poi c'è sempre quel caso da discutere e mi pare che le scelte in questo momento sono abbastanza pesanti con Sgrigna, che è il quarto attaccante. Sì, poi parliamo anche di Sgrigna, che ormai è diventato un argomento sempre presente nelle nostre trasmissioni. Foscarini ha detto che è un argomento solo dei giornalisti, però Sì, è vabbè, solo per i lasciamo che giornalisti. È un caso, anche in Serie A succede, siamo in B, cioè il giocatore più forte della rosa, colui che è il capitano, diciamo, è il giocatore che in questa categoria Cittadella può fare la differenza, e in questo momento è la quarta scelta, e fa un certo effetto, quindi fa un certo effetto, non è che ci inventiamo le cose, con tutto rispetto, se era Mancuso la finivamo lì, finiamo nel senso che non c'è più, il però, minutaggio quindi... era talmente poco Sì, di Mancuso, sì. per cui non invece... era mai un caso. Ma sai che Sgrigna. Mancuso ha fatto il suo primo Ho gol visto. quindi Ha fatto doppietta, sono anche insomma una buona squadra, hanno rivoluzionato tutto, ha cambiato 12 ottimo giocatori, giocatore che per la Lega però scusami, forse e un lusso. chiudo, è un'altra categoria. Sì, ma sicuramente un lusso per la Lega Pro. Comunque torniamo alla classifica, perché allora Catania, Cittadella e Varese 27, e Latina e Crotone 24. Il Catania deve recuperare la partita sospesa per neve e non lo consideriamo avversario del Cittadella forse. Il Catania si è rinforzato veramente tanto a gennaio, quindi in questo momento è lì nella nostra zona, però pensiamo possa fare un campionato diverso, addirittura arrivare in zona playoff. Quindi ecco, al momento è un avversario, però vedremo poi verso la fine del campionato. Alessandro Dacanto diceva abituati a soffrire, è vero, però adesso sicuramente vedendo la classifica, non vedendovi più ultimi, forse anche a livello psicologico tirate un sospiro un po' di sollievo. Sicuramente riesce a lavorare con più serenità durante la settimana, essere più obiettivo magari anche in certe decisioni, in certe scelte. Essere fino a poco tempo fa appunto ci trovavamo in una situazione non molto positiva, eravamo anche ultimi, non era mai successo. E questo però con le buone prestazioni, grazie al mercato anche, penso che abbiamo trovato la giusta mentalità e anche la giusta quadratura per poterci sollevare. Un po' meno tensione, perché mi ricordo di riunioni fiume nello spogliatoio con il direttore, il presidente, più il direttore. Sì, meno riunioni, passiamo forse più tempo sul campo e lavoriamo anche appunto il lavoro che poi facciamo durante la settimana, arrivando il sabato un po' più magari tranquilli, riesce a tramutarsi meglio in quello che volevamo fare. Ecco. Ecco Andrea, pareggiare al 95, subire il pareggio al 95esimo e interrompere queste 2 vittorie consecutive, secondo te può poi avere qualche ripercussione? Ma... No, assolutamente, perché il risultato è comunque importante perché è fuori casa. Se pensiamo che se togliamo quest'ultimo minuto il Cittadella non faceva nemmeno i play-out, mentre 2 domeniche fa, 2 sabati fa insomma, era retrocesso ultimo posto. Quindi è chiaro che un allenatore arriva là e spera sempre che ormai la partita sia fatta. Purtroppo il calcio è bello anche per questo. Della classifica posso dire che nelle prime posizioni fino ai 30 punti solo 2 hanno perso, quindi le altre hanno vinto tutte, e nelle ultime posizioni, cioè quelle solo di 30 punti, solo 2 hanno vinto, quindi anche il punticino del Cittadella porta bene sotto questo punto di vista. La classifica, insomma, le partite degli scontri di domenica hanno rispettato ampiamente quelli che erano i pronostici, cioè le più forti hanno vinto. Il Cittadella adesso è là, poi dopo come sempre non ti devi mai sedere un attimo, perché se ti siedi un attimo ti passano davanti tutti gli altri, per cui aver fatto 7 punti e aver riconquistato questa posizione
non significa nulla se non dai continuità. Certo, quello sicuramente, anche perché il girone d'andata abbiamo visto come è andato e nel ritorno bisogna fare sicuramente un passo diverso. Anche se lo diciamo, i punti sono di più rispetto all'anno scorso. Sì, però con campionato questa, diverso con questa scorso. classifica così corta, sì, potrebbero bastare anche qualche punto in meno rispetto a quelli che di solito è la media salvezza. Vero. Sì. Allora andiamo a sentire Alice E però l'inizia di Foscarini subito dopo dallo la Stadio partita. Adriatico. Ha rischiato di diventare la vera e propria bestia nera del Pescara, è andato vicinissimo alle 2 vittorie in questo campionato. Beh, questo sì, non mi sarebbe neanche dispiaciuto vincere qua, ma non tanto perché vengo a vincere a Pescara, soprattutto per i 3 punti che ci portavamo per la classifica. Era tanto ossigeno e quindi avevamo bisogno, insomma, abbiamo bisogno di muovere la classifica, con i 3 punti poi si muove meglio, però dispiace perché ecco, l'episodio, siamo stati ingenui secondo me, soprattutto nel commettere fallo al 95esimo, ecco, questo non ci stava. Portiamo a casa un punto importante, 3 era meglio. Nel primo tempo avete concesso forse qualcosa di troppo, poi nella ripresa avete gestito meglio la situazione, nonostante il gol del vantaggio trovato nel primo tempo. Ma io credo che abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, sinceramente, molto, molto bene. Forse nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e quindi... Però il Pescara non ha trovato più spazio. Però, esatto, però abbiamo chiuso tantissimo gli spazi a questa squadra, questo è vero. E nel secondo tempo forse ci siamo abbassati troppo e dovevamo magari trovare qualche azione giusta, qualche ripartenza, che magari siamo arrivati molto molto vicini, abbiamo avuto anche la palla per chiudere anche la partita in un paio di occasioni, forse magari il rammarico oltre che la punizione al 95esimo e questo magari che qualche ripartenza ben fatta potevamo chiudere la partita. Così non è stato, però ecco, rimane sempre una prestazione tonica da parte della mia squadra e questo è l'aspetto più importante. L'unica pecca forse sta proprio in quel secondo gol che non siete riusciti a realizzare. Beh, ecco, questo è vero, c'è questo rammarico perché insomma noi sapevamo che dovevamo soffrire e fare un'ottima fase difensiva, però ecco, come detto avevamo anche la possibilità di ripartire e far male, e non è stato. Che grado di soddisfazione ha per questo risultato? Beh, io credo che magari io do un 6 alla mia squadra, poteva essere un 8 perché 3 punti era un'altra classifica e si vedeva magari le cose con più serenità, però sappiamo che dobbiamo soffrire fino alla fine, però con questa mentalità soffriremo meno sicuramente. Ecco, no, abbiamo sentito anche Foscarini delusissimo perché chiaramente... Capisci che fare 6 punti tra andata e ritorno col Pescara, che comunque è una squadra, a parte che gioca anche un calcio effervescente, sarebbe stato qualcosa di importante. Peccato, però ha ragione Andrea, nel senso che hai colto un punto, guarda l'insieme, hai giocato a Pescara in trasferta e dai continuità, quindi il bicchiere è mezzo pieno. Sì, poi il campo difficile, Alessandro ha debuttato, no, col Padova a Pescara e da lì tra l'altro è cominciata una serie di vittorie incredibili. No, il campo difficile appunto perché tanto anche quest'anno è una squadra che è stata costruita, non dico per andare su diretta, ma per giocarsi playoff almeno. Sì, hanno fatto secondo me un punto contro un'ottima squadra che, parlavo prima con Alessandro, ha perso qualcosina secondo me con la cessione di Maniero. Sì. Però resta un organico estremamente competitivo e che può centrare il playoff, poi nella partita singola può capitare qualsiasi cosa. Sì, e chi farà fatica secondo te invece andando nella parte bassa quest'anno? Il Brescia deve prendere ancora la penalizzazione, quindi prende una mattonata pesante. Io sono convinto che da 32 punti in giù sono tutte dentro. Anche invece il Vicenza di quest'anno ti ha sorpreso, ti aspettavi un campionato così fino adesso? No, penso che abbia sorpreso anche loro per primi, insomma hanno fatto un mercato oculato, secondo me hanno pescato dei giocatori che in questo momento qua hanno un rendimento quasi inaspettato, però sono tutti buoni giocatori.
hanno trovato un'amalgama giusta. Io penso che sia una squadra che oggi può andare dritta dentro il playoff, perché penso che giocare in casa in questo momento qua del Vicenza sia estremamente difficile. No, stanno arrivando tanti messaggi già adesso, vi ricordo il numero SMS e la pagina Facebook. Uno non lo posso leggere, potevi leggerlo tu forse. Lì c'erano dei complimenti ai nostri due ospiti. Che tu dicevi che si assomigliano prima della puntata. Sì, sembrano un fratello maggiore e un fratello minore, sai il capello, hanno il nome anche uguale di battesimo. Sì, Alessandro Dalcano e sono lei, simile. Non so se sei contento, lui che ha 10 anni in meno. Beh, ma Alessandro è ancora abbastanza molto giovanile. È il fratello minore, dice. È molto giovanile però, ancora. Beh, Alessandro, sì. Nonostante i 55, no, scherzo. Devo ancora farne 40. Devi farne 40. Hai detto padre e figlio, hai detto fratello maggiore e fratello minore. Allora, andiamo un attimo a Pescara, rimaniamo a Pescara, perché quel fallo di Bjarnason di mano c'era, non c'era? Perché qualcuno ha detto c'è stata la toccata di Bjarnason, in realtà sembra che l'hai toccata tu forse, probabilmente con la mano. Allora, io so di averla toccata di mano, nel senso che ho cercato di rinviarla col destro, è rimasta lì, l'ho presa di mano, poi quello che è accaduto dopo è stato molto veloce, non nemmeno le immagini penso siano riuscite a chiarirlo. Se lui poi l'ha presa di mano nel buttarla dentro, questo ecco, non so dirlo. Ecco. Cosa ti ha detto poi il mister? Avete parlato un po' di questo oppure ha sorvolato su questo episodio in particolare? No, sorvolato no, ne abbiamo parlato oggi e mi ha dato solo un consiglio per il futuro dicendo guarda la prossima volta magari cerca una postura migliore, quindi perché nel modo in cui sono arrivato sulla palla non era facile buttarla via. Quindi comunque il suo consiglio è stato molto costruttivo, non mi ha fatto pesare particolarmente, questo può essere considerato un errore e niente, adesso pensiamo già dalle parole di oggi, pensiamo già alla prossima partita. A Vercelli, Deleddi che era in ballottaggio con Camigliano, poi alla fine Foscarini è andato sull'usato sicuro, come si dice, piuttosto di far debuttare Camigliano. Sinceramente l'avevamo un po' creato noi magari questo ballottaggio, aveva messo lui, aveva sempre giocato lui quando mancava qualcuno e Camigliano comunque è appena arrivato e con tutto il rispetto c'è anche al di là che poi l'allenatore sceglie vedendoli in settimana, però lui dà una certa garanzia. Invece volevo dirti che l'avevamo già detto quando lui ancora non era mai venuto qui, comunque che rappresenta Alessandro Deleddi il calciatore il profilo del calciatore che vuole il Cittadella, cioè lui ha fatto tanta panchina, non si è mai lamentato, mai una polemica e quando ha giocato, anche in un ruolo non suo a volte, perché li ha fatti ormai 3 su 4 della difesa, e zitto, è andato in campo, ecco questo è il profilo del giocatore, perché sto pensando, l'abbiamo visto anche a Padova e in altre società, si lamentano perché giocano titolari ma il mister non mi ha fatto giocare dove, cioè ecco siamo all'inverosimile. Comunque è il tuo ruolo, no? Centrale, poi... Sì, ha fatto anche il terzino, centrale, ma penso come ruolo centrocampista l'anno scorso, cioè una toppa. Voglio dire, no, nel senso che lui è un jolly solamente. Un jolly però trovare pronto quando è stato chiamato. Sì, ma infatti lui secondo me al di là dell'episodio ed è giusto non criminalizzare, uso un termine brutale perché però lui ha fatto il suo, Camigliano troverà spazio anche lui per carità, però insomma lui rappresenta un po' il giocatore che vogliono a Cittadella, un giocatore che va in campo, lotta per la maglia, se c'è da andare in panchina non fa polemica, punto, stop. Credo che Alessandro da allenatore un giocatore così è necessario in rosa, se poi fossero tutti come lui a Padova non era così quando allenava. No, poi magari facciamo una parentesi perché lui ha allenato come si dice, una polveriera. Una polveriera. No, ma Alessandro, difensore come te all'epoca, No, insomma, questa caratteristica è il prototipo del difensore, quello forte, nel senso che a differenza magari di altri ruoli dove che ne so, l'estro piuttosto che la testa calda alle volte può darti paradossalmente un vantaggio sotto un altro aspetto, il difensore credo sia una delle qualità migliori. Deve essere concentrato e non avere colpi di testa. Andrea probabilmente però giocherà molto perché se Pellizzari continua a essere espulso e squalificato, Alessandro forse alla fine avrai più presenza tu di Pellizzari. Beh, insomma, Pellizzari adesso sembra essere ritornato tranquillo. In ogni caso a volte è una fortuna e a volte una sfortuna fare più ruoli, una fortuna perché hai possibilità di giocare di più in mancanza di compagni, una sfortuna perché a volte lo specialista del ruolo ti viene preferito. Questo adesso poi ho visto che hai giocato spesso
esterno forse di più quest'anno. Sì, ho che fatto centrale di più da terzino, esatto, sia a destra che a sinistra. Ma scusa se ti faccio una domanda, quanto sei alto tu? 1,80. Perché sono più alti gli altri due scaglie? Sì, sono un po' più alti. Io sono abbastanza atipico come caratteristiche per un difensore centrale, però stacco abbastanza bene di testa, quindi l'altezza non è mai stato un problema. Certo. Più che sufficiente. Ecco, anche perché di solito magari li accoppiano uno. Beh sì, di solito magari Vabbè, uno bravo nel gioco aereo, uno bravo a impostare. Me ne ricordo uno che giocava a Barcellona, era alto così e ha vinto tutto Pujol. No, cioè intendo dire, sì, è fondamentale avere due anche pilastri, ma anche alto, lo stesso Ale non è un fenomeno di altezza, è un giocatore. Ho giocato una vita con Rivalta, ha fatto 300 partite in Serie A. E Rivalta, minuto, non è, ecco, cioè, però è una bestiaccia in difesa, non è uno che ti... Ecco, cioè poi sì, ok, però insomma... se no andiamo al profilo che il centrale deve essere uno che ha pochi piedi, tanta prestanza fisica. Siamo nel calcio che conta qua, ecco, quindi A e B e anche Lega Pro, insomma, non è che... ecco. Allora passiamo dalla difesa all'attacco un attimo, perché andiamo a parlare del caso a cui tu insomma tieni parecchio. Vediamo un attimo le immagini dell'entrata in campo del numero 10 Granata, perché effettivamente è un po' strano, no? Cioè è strano, nel senso è strano perché a vedere un po' il ruolino di marcia di quest'anno, insomma gol ne ha fatti, l'importanza che ha insomma all'interno della rosa. Però alla fine se il Foscarini ha trovato la quadratura del cerchio e il Cittadella ha iniziato a vincere così, allora è giusto... Ma no, ma sono scelte, guarda, io ti dico, da giocatore, scusami, mi incazzerei se il mio sostituto o quello che l'allenatore preferisce a me fa male. Ma in questo momento, voglio dire, le punte che sta facendo alternare Foscarini stanno facendo gol. E quindi in questo momento, anche per una freschezza che gli viene meno, perché dei quattro è anche il più vecchio, passami il termine, perché è un giocatore che ha poco più che 30enne, insomma non è che ha 40 anni, però in questo momento è anche giusto. Il campo dice che Stanco in questo momento è insostituibile, il campo dice che tra Gerardi e Coralli ne puoi fare uno, nel senso che o gioca uno o gioca l'altro, e lui è il quarto. Ha detto giustamente per il suo ruolo che è un caso che stiamo creando, inventando, però è stato lo stesso Sgrigna a voler... Io ti ho anche detto che forse non lo voleva neanche a inizio stagione, ti ricordi che abbiamo detto gli è stato preso, siccome Foscarini è molto aziendalista, lui allena quelli che la società gli prende. Io, siccome tanti, Sgrigna torna con Foscarini, no, Sgrigna a Cittadella aveva Maran, che la gente si è confusa, aveva Maran e non Foscarini non lo conosceva, se non come giocatore, ma non ha le caratteristiche. Lui ama giocatori un po' diversi, fantasisti con lui non sono mai andati tanto d'accordo, Di Roberto non è andato d'accordo con lui e altri che sono un po' trequartisti eccetera. È vero che Alessandro, e così facciamo il trio, Sgrigna, lui anche a Vicenza faceva il quarto, cioè quindi può giocare anche da esterno, può giocare in 4-4-2 anche quarto a destra o a sinistra addirittura, o nel 4-3-3, però in questo momento se il ruolo è 4-4-2, scusa l'impianto tattico, e i due esterni ne ha due per lato, che sono di ruolo, le due punte sono due, cioè in questo momento gioca Stanco tutta la vita e poi alterna Coralli a Gerardi. E lui è il quarto, ma può succedere nel calcio. Scusa Riccardo, ma secondo te questo non è anche una qualità di un allenatore? Cioè non fa giocare il nome, ma fa giocare chi si merita il ruolo in campo, se no se dovessimo far giocare solo e esclusivamente perché si chiama deve essere bravo a non far allora io non trovo nulla di strano in queste 4 panchine di fila di Sgrigna. L'unica cosa che fa un po' sorridere è che dopo la tripletta non ha più giocato, ha giocato, è quello che dicevo, però ripeto, gli altri stanno facendo gol. Allora se perdi, e quello non tira mai in porta, che ti porta via il posto, ti incazzi e vai a chiedere spiegazioni, anche no, perché voglio dire c'è uno che sceglie pagato dalla società, ma in questo momento gli altri stanno facendo bene, stanno segnando. Guarda che poi ti ricordi, avevamo detto Rigoni la metteva dentro ogni tanto, venivano i gol del
centrocampisti, eccetera. Invece negli ultimi gol 5-6 del Cittadella tutte punte o comunque esterni alti, e quindi io penso che anche Ale sì, magari chieda qualcosa all'allenatore, però si rende conto anche lui. No, in teoria il chiarimento ci dovrebbe essere stato. Stanco ha fatto 3 partite e 2 gol, certo, pesanti. Però sappiamo che Alessandro, preferisci far giocare il nome o chi se lo merita? No, vabbè, bisogna essere dentro nel contesto per capire cosa succede. Alessandro ha giocato con me, quindi sì, a Vicenza. Non è più giovanissimo, magari, a parte la battuta. No, 34. Ha fatto un'analisi giusta lui, nel senso che secondo me le squadre di Foscarini negli ultimi 10 anni hanno avuto un marchio abbastanza deciso, che è quello di una squadra fisica, di una squadra arrembante. La caratteristica di Alessandro magari si sposa meno con questa tipologia di gioco. Stiamo parlando comunque di un signor giocatore per la categoria. È un giocatore che magari usato come lo sta facendo giocare Foscarini, magari gli può dare. Ma Alessandro comunque deve essere un giocatore che accetta di giocare part-time. Ma non penso che sia un giocatore in questo momento qua crei dei problemi a loro. Poi, insomma, è normale che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Quando un giocatore accetta di buon grado la panchina, dal mio punto di vista ha finito di giocare, quindi è un problema che non è un problema, ecco. Stanco Gerardi, Andrea, inamovibili anche secondo te? Intanto io non sono convinto che sia il quarto, però vabbè, questa è un'idea. Bazzoffi è il quarto. Il tuo idolo. Perché, te lo spiego, allora, Stanco gioca perché è arrivato, io la vedo così. Gerardi gioca perché lo prova, dopo un periodo che è stato in panchina. Coralli forse ha bisogno di rifiatare, e Sgrigna adesso al momento aspetta il suo turno, però nelle ultime 4 partite, se non sbaglio, è sempre subentrato. Sì, però. Per esempio domenica sabato è entrato lui e non Coralli. È vero. Quindi, però Coralli veniva a pagare da titolare. Dopo sai, se i due che giocano hanno fatto 3 gol in 2 partite, cioè questo ci sta. No, ma io ho detto, in questo momento è la 4ª scelta. È come Piero Buono, non lo tocca più finché fanno punti, no? Che dice che porta bene, è una questione scaramantica. Ma sì, ma poi, ma io penso che anche Ale si renda conto, la situazione è questa, hanno fatto, ti ripeto, 10 punti virtuali, 8 reali, stanno segnando le punte, e lui di fatto lì è una punta perché gli esterni nell'impianto A4 del centrocampo ci sono, e di ruolo è arrivato Cupi, è arrivato l'altro. Sì. No, l'importante è Riccardo che non entri in campo poi magari con quell'atteggiamento. Allora, che abbiamo visto per giocare titolare dovrebbe in questo momento Foscarini cambiare e tornare al 4-3-3. In questo momento, se ha deciso di puntare sul 4-4-2, non è che per Sgrigna puoi cambiare un impianto tattico che ti ha dato 8 punti e che è consolidato. Anche questo è un sintomo di continuità. Sono 4 partite che fa il 4-4-2, mi sembra. Ecco, oppure l'altro che però non è il calcio di Foscarini, è il trequartista più 2 punte, mai fatto. Quindi quando l'ha fatto, ti ricordi gli anni scorsi, il trequartista di Roberto, che è un esterno tutta la vita, è perché proprio dopo 7 panchine gli trovava ruolo a trequartista. Però, se non ricordo male, anche Job anche Job ha fatto il trequartista, cioè tu capisci, l'uno con 2 punte davanti, così non è, cioè lui è andato a Coverciano e ha preso spunto ognuno ha il suo modulo. Sì, è vero. Poi ripeto, a lui piace il 4-4-2 e il 4-3-3, il trequartista più 2 punte non piace al Milan e non va lì, cioè, voglio dire. Allora, ho letto un a Berlusconi piace, ma The Lady Turam il Turam di Cittadella. Ti rivedi questo paragone? Sicuramente fa piacere, nel senso che Turam è stato un grandissimo giocatore, ha vinto tantissimo, quindi fa piacere. Io mi ispiro di più a Cannavaro come giocatore, però ecco, penso di assomigliarli un pochino a Paolo. Certo, Turam comunque no. Vabbè, anche il fratello sta facendo anche il fratello, bravissimo giocatore. Siamo 2 categorie differenti. Forse Turam come struttura fisica è un po' più grosso, ecco, rispetto a me. Però a proposito di struttura fisica, è arrivato un messaggio da Chiara, che è una delle spettatrici che ci segue sempre, vero, quindi complimenti Chiara, grazie, continua a seguirci, che dice: da interista preferisce un piccoletto come Ale piuttosto che un Vatusso alto come Ranocchia, perché ci metti tanto a cuore e tanta dedizione, quindi ti fai i complimenti. Questo ti faceva piacere sentire i complimenti. Meno piccoletto, però. Poi parleremo un po' della tua carriera nella seconda parte della trasmissione. Adesso ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, però prima c'è uno stacchetto musicale inedito.
Sì? Per questa... no, non so, me l'hai messo tu in scaletta, no? Non lo È so, vero? non so se è pronto delle regia. No, dopo, dopo la la pubblicità. pubblicità. Ecco, Allora, vedi. pubblicità, poi rientriamo con lo stacchetto musicale. A Cittadella, noi di Eureka SPA produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Ecco, ma non abbiamo lo stacchetto. Non so, non devo mica vediamo bandarlo se la io. regia ci ha preparato lo stacchetto musicale. Ecco, se senti questa musica, cosa ti viene in mente? Dovresti capirlo, Alessandro, Sì, sono io che suono il pianoforte e niente, mi ha registrato... Ma abbiamo solo l'audio, abbiamo anche lui che suona proprio... Forse abbiamo anche l'immagine, anche il video. Vabbè, se la regia ci trova il video meglio, così lo vediamo. Questa è la tua seconda passione. Sì, è una passione nuova, nel senso che è da... finalmente! È da un anno e mezzo più o meno che suono il pianoforte e lì era un anno e mezzo che non andavi dal Esatto. Ma sei nella versione Simone Questicchi. Sì, Caparezza. No, niente. Vedi, si dice che i calciatori giocano solo a calcio alla PlayStation e invece... No, ma posso smentirlo, no, solo per quanto mi riguarda, ma anche per i miei compagni di squadra. Comunque calciatore non vuol dire solo... Grazie, basta così. Bravo, ma se più che altro non ti sentiamo. Ma tipo, suoni il piano prima di andare in campo, è una cosa che ti rilassa, no? No, anche perché comunque non puoi portarlo. No, vabbè, il giorno prima. Però diciamo suonare il pianoforte rilassa anche forse un po' troppo e prima partita cerchi invece di essere il più carico possibile. Però mi dà l'idea di un giocatore comunque calmo, pacato, un po' fuori dagli schemi, elegante anche. Il fatto che qualcuno ha detto Thuram eccetera, perché aveva comunque un'eleganza, non era mai rude negli interventi. E quindi sì, un po' ci sta questa sua passione col carattere, vedendolo un po' così, è molto diverso rispetto a Scaglia, ad esempio, no? No, sicuramente sì, ha la barba più lunga Scaglia. No, ma è proprio il modo di approcciarsi, c'è, sai, il centrale elegante, c'è il centrale un po' trasandato. Ma no, dipende, ci sono dei giocatori secondo me che hanno delle caratteristiche ma non tecniche, proprio umane, che gliele vedi anche dal modo di la voce pacata eccetera. Io non me lo vedo andare lì all'arbitro, che cazzo hai fatto eccetera. Ecco, e magari cerca il dialogo, ti vedo come un magari ci pensa Pellizzera, 5 espulsioni, quelle di Pellizzera magari lui le fa forse in 20 anni di carriera. Riccardo, qualcuno anzi chiedo ad Andrea, non ha gradito, insomma non condivide l'esclusione di Busellato nella partita, nell'ultima partita. Ma là penso che sia una scelta difficile, nel senso che i tre concorrenti sono Rigoni, Paolucci e Busellato. Rigoni negli ultimi tempi è quello che ha dato più continuità, più costanza, più rendimento e si applica di più probabilmente a quello che intende Foscarini come uomo che riconquista palla e ricordiamo che ha fatto anche qualche gol importante. Paolucci l'hanno atteso e aspettato per tanto tempo, è rientrato, sta dando vivacità, secondo me proprio vivacità al centrocampo, per cui probabilmente è stata una scelta molto difficile perché Busellato anche stava facendo bene ultimamente e là ne devi mettere due, ne metti due, cioè non è che ci sia... Ma questo è il problema, avevamo parlato di rosa corta, adesso la rosa c'è e bisogna fare delle scelte e sono cresciuti in qualità e anche numericamente e quindi qualcuno deve andare in panchina. Sì, adesso dispiace, c'è una coppia di giocatori per ogni ruolo. sai anche Rigoni in questo momento qua, se parliamo di Cittadella di Serie B di ultimi posti della classifica, Rigoni tutta la vita è uno che, mi ricordo che il Palermo spese mi pare 2 milioni di euro per la metà quando lo prese dal Vicenzale, era lì e mi pare, quindi è un giocatore in questa categoria, Cittadella deve giocare e fa la differenza, tra l'altro è
uno dei pochi centrocampisti che tira anche, perché Paolucci ti ricordi fece anche gol due anni fa prima dell'infortunio, però non tira mai in porta. Infatti se tu mi chiedi adesso, io vedo Rigoni titolare e gli altri due in alternanza. Sono d'accordo. Poi domenica può partire, sabato può partire Busellato. Sì. Se ieri poi c'è ampia faceva scelta, il gol Busellato ieri, forse c'è ampia scelta anche Andrea sulle fasce, perché è tornato Schenetti. Ha fatto qualche minuto. È un po' presto per dire, perché è un ha fatto quarto, qualche minuto. sì, non è un centrale. Sì. No, dico sugli esterni, ci sarà anche ampia scelta, 2-2. Adesso lì Bazzofia, capisci per quello ti dicevo per Sgogna, no? Perché se proprio vuoi fare che lo metti esterno, anche lì, a parte che è mezzo fuori ruolo, però in questo momento che è arrivato anche Bazzofia, che è il quarto esterno, cioè ne giocano due e due va in panchina. Sì, sicuramente. No, Schenetti è tornato dopo un lunghissimo infortunio. Alessandro, un po' difficile anche da capire, perché era un'infiammazione che si è portato dietro da un sacco di tempo. Lui e Lora sono stati forse i più sfortunati della stagione. Sì, anche Signorini, è poi da parecchio tempo che si è operato, dopo essere stato fermo, comunque aver tentato di curarsi per un paio di mesi. Sono giocatori che ci avrebbero dato una grossa mano, ancora prima del mercato, e adesso il fatto che la rosa è più lunga ci permette al mister di fare diverse scelte che prima magari erano più limitate, e Schenetti secondo me è un giocatore molto forte, di grande qualità, di corsa, che ci darà sicuramente una grossa mano per la salvezza. Gli altri appunto speriamo rientri anche Pippo Lora il prima possibile. Lo sentiamo spesso, sappiamo che i tempi di recupero sono abbastanza veloci, e quindi più siamo in questo momento, penso, per salvarci, l'abbondanza sia la cosa migliore, nonostante magari per il mister sia una cosa non facilissima da gestire. Scusa, mi stavo leggendo il messaggio che ti chiede dove eri nell'occasione del gol del Pescara, ma abbiamo parlato che comunque si tratta solo di quell'episodio e insomma dai, ci sta, perché poi hai fatto bene sicuramente. No, tornando un attimo alla tua carriera, dopo tu sei ancora giovane, sei classe 91, è vivaio dell'Atalanta, per cui già questa è una garanzia. Poi però a un certo punto ti ha lasciato andare. Sì, ho fatto il primo anno subito dopo la primavera a Foggia, dove ho seguito il mister della primavera Bonacina, dove subito dopo una settimana mi sono infortunato al tendine rotuleo, sono dovuto stare fermo 6 mesi e lì mi ha un po' penalizzato questa situazione. Poi sono rientrato, l'anno dopo sono andato a Barletta, dove anche lì ho fatto le mie presenze, un discreto campionato. A fine stagione Cittadella, comunque, che mi aveva già contattato in precedenza, ha scelto appunto di fare questo scambio con un altro giocatore. Appena mi ha fatto questa proposta io ho subito accettato. Sì, magari prima a Barletta. È andato Branzani. Ecco, Branzani. Oscar Branzani. Sì, ex Samp. Sì, esatto. Primo anno un po' così e quest'anno magari speri di ritagliarti un po' più di spazio, insomma. Sì, rispetto all'anno scorso sicuramente ho fatto molto più presenza, ho avuto modo di giocare con più continuità. Adesso spero che il mister, appunto, e vedo che il mister comunque apprezza il mio lavoro durante la settimana, e in qualsiasi posizione mi metta, ecco, mi sono sempre sono sempre stato a disposizione, e spero da qua alla fine di poter dare anche un contributo a salvarci. Ecco, ma io ti dico una cosa, Riccardo, non so se condividi, grandissimi difensori in Serie B non è che ce ne siano, sono abbastanza il livello è abbastanza, mentre dal centrocampo in su ci sono anche delle individualità che possono fare la differenza, ma difensori uno dei più forti è Cittadella, che è Scaglia. Che tu sei fan di Scaglia. Lo dimostrano i numeri, e tra l'altro parliamo di entrate rudi, cioè sono difensori è anche più elegante di Pellicer. In una squadra Scaglia è uno che secondo me, considerando dove ha fatto il settore giovanile e tutto nel Torino, è un buono anche per il domani. E effettivamente fenomeni in difesa, diciamo, sai, quello lo vedo in A e lì perché c'entra. L'anno di Del Canto al Padova c'era Ogbonna, per dire, nel Torino, insomma. Sì, ma parliamo di rose diverse, ce n'erano almeno 5 che si sapeva che erano a Padova, perché magari pagavano di più a Padova che una Serie A.
Però a Cittadella, ti dico, mi viene in mente Scaglia perché lo vediamo qua, il Vicenza ha di buoni giocatori ma non fenomeni, sta facendo bene, è un colpo anche di sorpresa un po' per tutti. Però tra l'altro è uno dei pochi casi in cui la sostituzione dell'allenatore ha portato grandi vantaggi, perché altrimenti le statistiche dicono che quasi mai chi subentra fa meglio. Sono casi, ecco, in questo momento il Vicenza, a parte che poi sono arrivati anche dei giocatori, è giusto anche dire, c'è un cambio dell'allenatore, un cambio di mentalità e un però la squadra mercato. è stata costruita per la Lega, però e poi all'ultimo è stata rinforzata. Quindi, sì, insomma, la squadra che è partita in grande... agosto non mi convinceva. L'allenatore ci ha messo qualcosa in positivo, perché comunque sai, ti chiami Lopez, sei stato il capitano di un grande Vicenza, dai qualcosa in più. Però sostenuto dai tifosi, che poi è anche importante, perché perdi 3 partite, hai uno che non hai stima in panchina, ti attaccano. Le perdeva Lopez, andava bene, quindi comunque la società aveva visto anche giusto. Dopo, siccome è una società fallimentare sotto tutti i punti di vista, umano, economico, eccetera, non perdi occasione per ricordare. Gli è andata bene con un allenatore che, passami il termine, scusami che tanto non rischiamo nessuna querela, noi giornalisti, quando uno arriva da 5-6 esoneri diciamo che è bollito. Gli è andata bene perché comunque... Abbiamo già detto che una volta bollito qui in questi studi e non è stato proprio... Noi diciamo. Esperto. E devo dire che invece sta facendo bene, a sorpresa, perché mi pare abbia vinto 7 partite e 9 incontri, quindi sta facendo bene, era terzultimo, quartultimo e si trova dentro i playoff. E a sto punto qua, considerando le squadre che ci sono lì, tolto il Bologna, tolto Vicenza, la vedo ai playoff, insomma, come ha detto... vedere presto, ma... No, è presto, però... Sicuramente una sorpresa. Poi sai, vittoria chiama vittoria, entusiasmo chiama... E poi il Menti ti dà una mano, perché se fai bene al Menti, ragazzi, hai veramente il 12° uomo lì, perché lì si sente il pubblico. No, Alessandro lo sa perché l'ha allenato di recente lì, ma volevo chiederti invece sui difensori. Di recente, lui sa tutto il Vicenza, lui è uno dei giocatori, se parliamo di Vicenza Calcio, lui è nei primi 5, ha fatto tutto a Vicenza. L'esperienza da allenatore. No, come difensori mi interessava sapere la tua opinione sul fatto se ce ne sono di particolarmente interessanti, secondo te. Assolutamente sì, ma non farei una distinzione tanto sui ruoli. Quest'anno secondo me il campionato di B è uno dei più livellati degli ultimi, quindi c'è poca differenza tra tutte le squadre. Io penso che se oggi qualcuno avesse detto che il Carpi a questo punto dalla prima giornata fosse primo in classifica non ci avrebbe messo un euro nessuno, invece... La Serie B da sempre è stato un campionato tutto particolare, quest'anno lo conferma, però secondo me è molto più livellato nei valori, senza distinzioni tra difensori, centrocampisti, attaccanti, buoni giocatori ce ne sono dappertutto. Ecco, tu la stai seguendo più la Serie B adesso che sei fermo o la Lega Pro? La Lega Pro. La Lega Pro. Sì, la B la conosco perché l'ho fatta fino a un anno fa, però più la Lega Pro perché potrebbe essere come posso dire, un'occasione di lavoro più vicina a quello che posso fare in questo momento, anche se nel calcio poi non si sa mai. Alice, voleva farti una domanda. Sì, come possibile futuro del Cittadella? Ti vedresti un allenatore possibile? Cioè, comunque sei un allenatore anche tu molto tranquillo nei modi, perlomeno per Guarda, ti dico una cosa, se c'è una cosa che in questi 6 anni qua non mi ha dato una mano, 6 anni da allenatore e precedentemente la maggior parte del mio trascorso da giocatore è aver giocato in quasi tutte, a parte le veronesi, io ho fatto tutte le squadre del Veneto. Non porta dei vantaggi perché la gente poi ragiona a modo proprio, c'è campanilismo, ci si perde secondo me in stupidaggini e le cose alla fine non vanno come per uno che non ha fatto il percorso che ho fatto io, allora credo che sia il momento per me anche per staccare un po' questa cosa qua, al di là del Cittadella o no. Oggi c'è un allenatore che ha 10 anni o di più forse che è lì, che ha sempre fatto bene. Io penso che se non deciderà Foscarini di andare via al Cittadella, te la butto così, secondo me non lo manderà mai via nessuno. È una realtà quasi atipica nel calcio di oggi. Come ambiente sicuramente è vero. Come ambiente sicuramente è sicuramente diverso dall'ambiente Padova, potrebbe essere un ambiente che si avvicina al tuo modo, cioè come ti piace lavorare.
Ma quello, il modo di lavorare di ognuno è indipendente dall'ambiente in cui lavora, nel senso che io penso che per qualsiasi allenatore o qualsiasi giocatore, soprattutto giocatore, sia gratificante giocare in ambienti dove ti senti un calciatore, perché l'ambiente ti fa sentire tale, da seguito, da trasporto, da stadio, da un sacco di cose. Cittadella è un ambiente dove secondo me è bello lavorare, magari un po' più semplice dal punto di vista della pressione lavorare rispetto a qualche altra piazza. Poi in realtà semplice non è da nessuna parte, perché fare risultato è sempre complesso, ma non mi soffermerei tanto sul fatto della piazza di Cittadella, insomma oggi è una cosa a cui non penso, a giugno vedremo quale sarà la strada. Certo, no, tu hai lavorato in piazze come Padova, Venezia di recente, dove comunque la pressione poi l'hai sentita, perché magari i tifosi si aspettano di più di quello che la squadra, se mi riferisco a Venezia, potenzialmente può dare. Per cui sicuramente poi anche magari complica un po' il lavoro dell'allenatore, la pressione eccessiva. Ma io penso che uno che fa questo lavoro ci si abitui o ci si debba abituare, perché altrimenti non sopravvive. Nel mio caso specifico è complicata da spiegare, nel senso che la pretesa di un certo tipo di risultato c'era finché sono stato io. Sì. E adesso è accettato un campionato di transizione in tranquillità, invece non so spiegarti il motivo. Sì. Io ho vissuto un rapporto contrastante con l'ambiente, come l'ho vissuto nell'ultima parte a Padova, dove però si è stati condannati nelle ultime 8 partite, come ne parlavamo prima, insomma, sì. Fino a 8 gare dalla fine avevamo 60 punti, era una media estremamente importante per il tipo di campionato che avevamo, e abbiamo rovinato tutto nelle ultime 8 partite. A Venezia c'è stata una cosa che ancora oggi io non so spiegare, perché neanche quando siamo stati terzi in classifica c'era qualcosa che andava bene, allora penso che sia qualcosa che vada al di là. Comunque un po', allora, tra l'altro io sono una persona in generale, se capita una volta, pazienza, sì. Capita 2, capita 3, capita 4, probabilmente non risulto simpatico per il mio modo di fare a uno che non mi conosce. Poi il fatto che oggi gli auguri di Natale me li mandino, che ne so, i magazzinieri piuttosto che i terapisti di squadre in cui sono stato 10 anni fa, magari ti dà un'idea più precisa del rapporto di lavoro che ho quando sono con gente dentro il mio ambiente. Certo. Se poi fuori non sono simpatico alla gente, onestamente non. Ma secondo te un allenatore deve curarsi anche del rapporto con la piazza? Per esempio abbiamo avuto di recente Pea a Padova che ha dato proprio l'impressione di curare soprattutto il rapporto con la piazza. Poi magari internamente nascevano dei dissidi, ma è importante quell'aspetto. Penso che debba essere se stesso. Io tendenzialmente nella vita di tutti i giorni tendo a essere non un introverso, però uno che si fa gli affari suoi, sì. Non sono uno che magari in tale circostanza dice quello che la gente si vuole sentir dire, preferisco dire quello che secondo me bisogna, e questo qua è una cosa che non mi porta a nessun vantaggio, però poi alla fine devo star bene io, non devo far star bene gli altri, quindi. Anche perché se poi è il pubblico che spesso magari decide e decreta nel mio caso sì, nel mio caso io sono andato a casa prevalentemente perché lo voleva il pubblico, per cui appunto forse un allenatore dovrebbe iniziare a curare anche un po'. Però anche no, cioè adesso guarda, io tra l'altro ho la fortuna di conoscerli tutti e due e è diverso, perché comunque Michele Serena è del posto, è uno che è un po' il caso di Lopez a Vicenza, poteva perdere anche 3, gli si perdonava qualcosa. Serena, anche se non ha niente a che fare col Venezia, perché lui è cresciuto di fatto nella sponda mestrina e poi ha spiccato il volo, però è uno del posto, è cresciuto lì, quindi parla il veneziano, che è importante per un tifoso in Venezia riconoscersi anche nella lingua. Lui ci ha giocato lì, però effettivamente lui è un foresto là, anche se è un veneto doc, anche se arriva da Castelfranco che è tiro di schioppo, ha giocato lì, però Serena è sempre uno del posto, e devo dirti che questo è un vantaggio. Dopo, sul fatto di essere l'allenatore buono per la piazza eccetera, io preferisco salvaguardare l'uomo, e devo dire lui ha ragione.
se tu vuoi un allenatore che ti dice quello che vuoi sentirti dire, allora devi prendere un bamboccione. Alessandro ha dimostrato negli anni di aver carattere, anche quando era a Padova, e lui ha lavorato bene anche nelle polveriere, perché il primo anno dei playoff non è che fosse tutto rose e violi a livello spogliatoio, perché qualche pezzo da 90 lo dovevi mandare in panchina perché erano tanti, e ha fatto i playoff, anzi ha sfiorato la A. Quindi il discorso è: lui ha lavorato bene dove ci sono pressioni e dove non ce ne sono. Devo dire che però è stato sfortunato perché è tornato in piazze che avevano problemi. Cioè lui è tornato a Vicenza quando il Vicenza in questo momento ha problemi, li ha da 10 anni, però è tornato a Venezia dove non si capisce ancora sta chiarezza. Il presidente con sì, perché comunque sono quelle situazioni un po', cioè non è il caso di Roma per cui Pallotta è lì e sai chi è, eccetera. Lì non si capisce bene se prima arrivano per il casino, se dopo arrivano per lo stadio, se dopo arrivano perché hanno chissà cosa. Quindi situazione un po' particolare, non è una piazza facile, non è neanche una grandissima squadra, parliamoci chiaro, non è una squadra che può vincere il campionato. Dopo, se vuoi vivere del passato, ma non è più il Venezia e Zamparini, cioè voglio dire, adesso se arriva a quello che ha i soldi, non investe a Venezia, si prende una squadra in A direttamente. È arrivato il Bolognese, andrà in A, cioè il Bolognese Tacopina va in A, sono arrivati gli americani, sono presi a Roma. Adesso chi veramente ha i soldi non riparte dalla Lega Pro, va a prendersi direttamente il prodotto finito, può rischiare al massimo con una società di medio livello di A. Ma tutti gli imprenditori stranieri che hanno investito in squadre di seconda o terza fascia, quindi di B o di C o di Lega Pro, hanno fallito tutti. No, è difficile, soprattutto in Italia. No, ma dopo ti faccio un esempio, che visto che siamo a parlare del Cittadella, calza proprio perfetto. Loro sono l'esempio classico di una società che programma per davvero, perché io oggi faccio l'allenatore, ma fino a 5 anni fa ho fatto il giocatore, e io sono 25 anni che sento parlare di progetti, di programmi, di triennali, quadriennali. Di avere pazienza, esatto. La realtà è che una società come loro, una realtà come loro, fa questo tipo di discorso. Oggi è saltato Lucarelli, e ne parlavo prima con lui, è il 101esimo allenatore che lavora in 60 squadre di Lega Pro, siamo al 9 di febbraio, a me sembra una roba allucinante. Allora sentire ancora qualche mio collega che quando firma il contratto parla di programma triennale o progetto quadriennale, no, fa un po' sorridere. No, ma posso dire, per quello che è un'isola felice Cittadella, neanche al Chievo c'è il progetto. Neanche al Chievo, perché se tu guardi, il Chievo, allora il Chievo deve prendere, salvarsi e vendere i pezzi migliori. Hanno esonerato anche a Chievo, da Baldini in giù, ne hanno esonerati almeno 5, tra cui anche un paio di amici negli ultimi anni. No, ma può capitare l'esonero dell'allenatore, nel senso che non è che debba essere da uno parte e poi arrivi. Il progetto è che tu difendi l'allenatore da ultimo in classifica, e Foscarini negli anni si è trovato ultimo in classifica più di qualche volta, e anche a campionato inoltrato, perché ripeto, 3 partite fa era ultimo in classifica. Il progetto a Cittadella esiste, ma sai perché? Perché sono obbligati, perché loro una volta che dicono il budget è 2,5 milioni di euro, quelli sono, quindi Foscarini è il migliore allenatore per quelli che li prendono, punto. Se vuoi costruire la squadra con un allenatore devi prenderti un altro, perché lui l'ha detto. Kupic, mister com'è, non lo conoscevo, non lo conosce, non siamo in Inghilterra qua, non è che ha smesso 5 anni fa, lui può fare invece quel lavoro lì, anche di scegliersi col DS, perché ha smesso e li conosce, anzi a Padova allenava anche qualche compagno di squadra. Foscarini, che ha smesso 30 anni fa o 20 anni fa, non può fare questo discorso, perché Kupi lo conosciamo noi, i ruoli sono ben distinti, il direttore ricerca i giocatori, è un'isola felice, e poi cercano anche il profilo e zero pressioni dalla piazza. Sì, perché da ultimo perché un conto allenare a Venezia, a Padova, a Vicenza, un conto allenare a Cittadella. Ci Cittadella. sono anche vicissitudini stranissime. Lui lo ha allenato, quello che è stato esonerato dal Real Vicenza, Marcolini. E là c'è stato per esempio un simbolo di affetto da parte dei giocatori, ho letto che hanno ma anche perché l'esonero era fuori dal mondo, società è zero, parliamo di 91 abbonati e 83 paganti. È un presidente che fa tutto. Ho letto il tabellino proprio oggi,
hanno 91 abbonati e 83 paganti. Lì c'è un presidente che ha sempre la speranza di prendersi l'alto. Vicenza, siccome non ci arriva coi soldi, pensava a un giochino che non gli è riuscito, perché alla fine il Vicenza non è mai fallito e anzi è tornato in B. Per meriti o demeriti, il Vicenza, quello vero, è in B. Ecco, questo è un tifosissimo, si è fatto la seconda squadra nella speranza di fare un giochino che non gli è riuscito, ma stiamo parlando di un imprenditore cioè può permettersi. Poi c'è l'altro che si è fatto la terza squadra. C'è l'altro che si è fatto la terza squadra, però sono tutti tifosi del Vicenza Calcio, quello vero. Questi sono tutti tifosi del Vicenza Calcio che investono in altre squadre per arrivare al Vicenza. Sì, esatto. Ma il problema del Vicenza, devi mettergli 12 milioni di euro, dare una buona uscita al signor Cassingena, assumere il figlio e sperare che ti bastino i 12 milioni di euro. Cassingena non ti sono tanto simpatici. Allora intanto prepariamo dalla regia le immagini di Padova Novara, che così commentiamo un attimo, facciamo un tuffo nel passato come abbiamo promesso la scorsa puntata. Invece chiedo ad Alessandro se parlava di simpatia degli allenatori. Foscarini è uno che è simpatico a voi giocatori o fa un po' da padre, no? Sì, ha questo atteggiamento paterno. C'è un rapporto quotidiano comunque con lui, ovvio c'è un certo distacco generazionale tra noi e lui, quindi lo si sente un po' magari, no? Cerca di darci dei consigli anche per quanto riguarda la vita extracalcistica, però comunque non è che ci sia un rapporto strettissimo, sì. Ecco, c'è un rapporto di grande rispetto nei confronti del mister, con quale appunto si scherza anche, però non... Tipo che consigli vi dà di vita extracalcistica? Bevete poco, andate a letto presto, no? Perché Riccardo ha sempre detto che Foscarini insomma, quando chiudeva le discoteche. Certo. È sempre affermato questo. Era giovane, cioè, nei discorsi. Forse prima allora, Foscarini è del 59, mi pare, no? È del 59, quindi capisci che c'è un salto clamoroso. Cioè, che consigli può dare? Quelli che sanno anche loro, non bere, non frequentare il casino che è un tiro di schioppo e tutte queste cose, ma sono cose che non è che deve dirle il Fosca, le sanno anche loro, dopo sono grandi, ognuno si gestisce, penso, no? Sì, ecco. Noi cerchiamo di comportarci in maniera più professionistica. No, mi è venuto in mente il messaggio che arrivò di Coralli. Sì. Attenzione perché Coralli era in discoteca e poi abbiamo scoperto che era un sosia di Coralli. Ma poi un ragazzo pelato che poi... Ma poi vedi ste cose a me fa sorridere perché Swok gli ultimi anni fumava come un turco, e la metteva dentro, no, nel senso, no, ma però attenzione, beveva acqua Stefan. Però il discorso è che uno quando ha una certa età, che ha 27-30 anni, si gestisce, non è che ha bisogno dell'allenatore che gli dica ste cose, uno si arrangia, sa, se si allena bene gioca, se non si allena bene anche non Alessandro gioca. Alessandro un episodio simile col Padova, con i giocatori che andarono in discoteca dopo. È vero, me l'ero dimenticato. E tu dissi addirittura, se lo sapevo andavo anch'io, anche se sono un po' più da divanetto che da pista. Sono sempre stato uno da divanetto, no da pista. No, a parte le battute... Ci vuole limite un po'. E poi a volte i giocatori andarono in discoteca di venerdì dopo che ci sospesero la partita di Modena. Non c'era mai Padova, viene enfatizzato tutto. È stata fatta molto più grossa di quello che era. No, invece sai una cosa curiosa, la domanda dell'Alice calza a pennello, se lui ha il profilo dell'allenatore adatto all'ambiente Cittadella. Sì, la cosa curiosa è che ce l'ha lui e ce l'ha anche Serena, perché ne abbiamo anche parlato che c'era stato un pourparlers eccetera. Ecco, sono tutti e due allenatori che potrebbero piacere all'ambiente Cittadella, però è una questione che è difficile anche da porsi, perché è difficile pensare a un allora Foscarini a Cittadella non vogliono, se tu guardi a Cittadella non vogliono fenomeni. Maran è stata la prima esperienza vera, Foscarini la prima esperienza, aveva fatto Albino Leffe e Rimini, non vogliono fenomeni. E loro, che hanno giocato a grandissimi livelli, non sono dei fenomeni, hai capito? Poi, ti ripeto, il profilo è quello, il profilo è, mi ricordo anni fa veniva chiacchierato Ottoni come possibile allenatore del Cittadella, poi c'è stata la volta di Serena più recentemente, eccetera. Il poi profilo è quello. Foscarini, rimane Foscarini, ha ragione lui, perché lì, ti ripeto, se non è lui a dimettersi perché ha perso gli stimoli e ha un'altra squadra che lo vuole, perché il problema deve avere un'altra squadra che lo vuole, perché sai che Foscarini ha un problema, fa fatica a trovare squadra se va via, e ti spiego perché la gente dice ma se viene qua tutto nuovo
può rendere come a Cittadella dove gli perdonavano l'ultimo posto, e lì hai capito. Non ha avuto neanche grandi offerte poi concrete appunto, per quello dico, bravo, il miglior allenatore, non ha mai offerte, perché la gente, i direttori sportivi, i presidenti hanno paura a prenderlo perché pensano che lui in un altro contesto non renda come a Cittadella. Quello è il problema. Andiamo a vedere le immagini di Padova-Novara, e siccome spesso le vicende di Cittadella e Padova sono intrecciate, perché appunto dopo una sconfitta nel derby, uno dei tanti derby del passato tra Cittadella e Padova, vi ricordate, no? L'esonero di Calori e poi l'ingaggio di Alessandro Dal Canto, che fu un po' la fortuna di quel Padova che poi raggiunse questa partita a Novara, la finalissima playoff. Leggiamo anche una parte di questo bellissimo libro, I presidenti, calcio in poltrona. No, è vero. Allora, la firma è prestigiosa perché è tuo parente Stefano Viafone. Ecco. In cui si parla proprio di questa partita. Sì, allora Cestaro, leggo, parole tue, Cestaro chiama nella sede dell'Unicum alcuni allenatori, tra cui Cagni e Colomba. Nessuno dei due però lo convince, troppo vecchio, troppe pretese. Ecco che Rino Foschi propone allora di promuovere l'allenatore della primavera, il 36enne Alessandro Dal Canto. Una scelta che cambia completamente le sorti di un campionato che sembrava già segnato, così come era accaduto 2 anni prima con Sabatini. Dal Canto può contare su una squadra ben assortita, schiera un 4-3-3 con 2 esterni d'attacco che faranno sfracelli. El Shaarawy, poi ceduto al Milan, e il brasiliano De Paula. Dopo una serie incredibile di vittorie si arriva fino alla finale playoff, ad un passo del paradiso. Padova e Novara per l'ultimo posto disponibile per la Serie A. Il 9 giugno allo Stadio Euganeo, davanti a 22.000 spettatori, finisce 0-0. Il ritorno a Novara il 12 giugno del 2011 termina 2-0 per i piemontesi, e poi sappiamo come è andato. Posso dire, l'ho un po' letto, è interessante, hai preso spunto anche da delle frasi il primo di una serie poi di, però va bene. Di libri sui Eccolo presidenti qua. di calcio. Faccio c'è anche una marchetta volentieri per un collega. C'è Renzo Rosso. Beh, però poi insomma, aspetta, è scritto a tre. Mi sembra di essere da Maurizio Costanzo di qualche anno fa. Dopo questa indegna promozione. Eccolo, esatto. Prendetelo, Maria. No, volevo chiedere, per chiudere perché siamo quasi in chiusura, ad Alessandro, si parla del destino, no? Pallonaro, sempre un po' beffardo. Se tu avessi vinto quella partita, probabilmente poi saresti stato confermato in Serie A, sarebbe cambiata la tua carriera probabilmente, chi lo sa. Ma io penso che 90 minuti. Se non è stato vuol dire che non doveva esserlo. Poi insomma, il calcio è fatto di una squadra che vince e una che perde, e purtroppo in quella partita quella che perde siamo stati noi, però insomma è stata una cavalcata che insomma non cancellerà mai nessuno, resta nei ricordi di tutti. Poi insomma l'epilogo non è stato quello che speravamo tutti, però. Posso fare una domanda? No, non la solita. No, sul cambio del Shaarawy. Ne ho due. No, su El Shaarawy io ritengo che, vabbè, fosse giusto che giocasse, ma al di là di quello. No, io una domanda già fatta da tutti i colleghi padovani, lui non ha mai risposto alla fine. Se non ti sei pentito di non aver fatto una scelta decisiva sul caso italiano Milanetto. L'anno dopo? Sì. Perché l'alternanza di fatto ha scontentato tutti e due. C'è una cosa che nessuno sa. Ecco, allora facciamo così, Alessandro, per chiudere questa puntata di Lunedì Granata. Però non sta bene che io la dica, quindi. Ma allora, siccome ti dico, questa è Lunedì Granata, ci seguono i tifosi del Cittadella, quindi se lo puoi dire. È stato uno dei casi, parlando di squadre padovane, più eclatanti, questa due fenomeni. Facciamo dire questa cosa adesso. No, guarda, non è segreto di Pulcinella. Tra l'altro come Vincenzo ha lavorato anche con me quest'anno, perché poi si è costruito un castello che non stava in piedi sul rapporto tra noi due, che non c'è mai stato niente di vero. Quando c'è stata prospettata la possibilità di prendere Milanetto, noi eravamo d'accordo per cedere Italiano, che non è stato ceduto, tutto qua. Poi la patata l'ho pelata io. E non è stato ceduto perché non si è trovato il modo di... Il mercato poi ha preso una certa piega, il presidente aveva sue simpatie, le sue preferenze, però poi gestire due giocatori importanti e pesanti nello stesso ruolo, quindi non era una scelta
non era una scelta tattica. Non è stata la cosa migliore. C'è stato fatto e questa è la differenza tra Cittadella e Padova. Cittadella sa vendere, quel Padova non sì. sapeva vendere, solo acquistare. O non avrebbe comprato quel milanese. No, sapeva solo acquistare. Va bene, siamo proprio in chiusura purtroppo, ma continueremo a una parlare cosa. nel corso delle puntate di questo Padova Novara, perché ne parliamo sempre. Vabbè, parlatene dopo a cena voi due, perché io devo È una partita rimasta nella storia, in qualche modo. Sì, che il sabato si giocherà ancora fuori casa a Vercelli, c'è un pullman organizzato, c'è ancora qualche posto entro domani, perché domani si chiudono le iscrizioni, quindi se qualcuno di voi ha voglia di andare a vedere Cittadella a Vercelli, iscrivetevi al pullman. Sì, insomma, non mi ricordo. Dovrebbe essere il club di San Giorgio in Bosco ad organizzare questa trasferta, quindi contattate i responsabili del club e seguiamo il Cittadella anche in trasferta. Va bene, allora in bocca al lupo ad Alessandro per la prossima trasferta a Vercelli. Grazie per essere stato qui. Campo difficilissimo il Piola, sicuramente. Sicuramente, però cercherete di portare a casa dare tre continuità ai punti. risultati. Grazie a Riccardo Solfo. Grazie a te. Con te. Ci vediamo la prossima settimana. Ecco, è un piacere avere anche Alessandro Dal Canto questa sera qui con noi. Grazie Alessandro e grazie anche ad Andrea Baldini. L'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo, sempre sulle frequenze di Telecittà a partire dalle 21. Grazie e ciao. Buona serata. Questa trasmissione è offerta da A Cittadella. Noi di Eureka SPA produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com.